Comune di Catania, naturalmente ai vertici degli uffici catanesi e all'Agenzia del Demanio. Devo dire che anche perché forse diretta da un ex sindaco, sta affrontando con noi un passaggio molto complicato con dei risultati importanti. Il passaggio è quello su cui poi tornerò brevemente, che vede un ritorno al Ministero della gestione diretta degli uffici dopo molto tempo, perché gli uffici giudiziari erano gestiti dai comuni sin dagli anni 40. Io sono soddisfatto di un risultato che stiamo ottenendo, che non è ancora la soluzione dei problemi, anche se qualcuno l'abbiamo iniziato a risolvere, ma è il fatto che nel corso di questi mesi si sia affermata con prepotenza la centralità dei temi riguardanti l'organizzazione giudiziaria. Per moltissimo tempo si è discusso di giustizia prevalentemente guardando alla produzione normativa. Il tema era se questa legge favoriva Tizio, Caio, Sempronio, oppure la pretesa di risolvere il tema del funzionamento del processo esclusivamente con interventi legati al processo di carattere normativo. Noi credo siamo riusciti, ora ancora credo che questo effetto dovrà dispiegare pienamente la sua forza, ma noi siamo riusciti nel corso di questi 2 anni a imporre il tema dell'organizzazione. Io sono contento, persino contento che alcuni giornali scrivano delle difficoltà che i diversi uffici affrontano, perché comunque ci offrono la possibilità di avere una dimensione materiale del funzionamento della giurisdizione. E da questo punto di vista io credo che questo tema si debba imporre anche, in questo senso devo dire, avendo qui verificato questa attitudine, questa propensione, si debba porre anche nel momento in cui si va in una fase di forte cambiamento dei vertici degli uffici, che questo tema guidi anche la scelta dei vertici degli uffici. Noi dobbiamo avere vertici degli uffici giuristi competenti, ma dobbiamo avere ai vertici degli uffici anche organizzatori capaci. Noi abbiamo offerto al Consiglio Superiore della Magistratura, a cui compete questo ruolo, un parametro che fino a ieri non era disponibile. Abbiamo iniziato a misurare le performance dei diversi tribunali, quindi non semplicemente a dare un dato aggregato nel quale si dice quanto dura un processo in Italia e quanto arretrato c'è, ma ufficio per ufficio un'analisi che oggi mi porta anche a visitare alcuni uffici della Sicilia finita questa cerimonia, un'analisi che individua le difficoltà ma mette anche in evidenza le eccellenze. Dico questo perché in questa fase di scarsità di risorse, che probabilmente è destinata a durare anche nel tempo, ci sono uffici che con poche risorse hanno fatto dei salti di qualità significativi e ci sono degli uffici che anche con una relativa disponibilità di risorse si trovano in forte difficoltà. Ancora una volta il tema torna sulla capacità organizzativa di chi è chiamato a guidare gli uffici. E devo dire che in questa misurazione è emersa una cosa che riprende un po' le battute che si facevano sul tema Milano-Catania. Non esiste un nord e un sud nell'ambito della giurisdizione. Ci sono uffici del sud che nell'arco di pochissimi anni sono riusciti a collocarsi ai primi posti dal punto di vista dell'efficienza a livello nazionale, e ci sono uffici del nord, anche delle aree più progredite ed avanzate, che si trovano in una situazione di fortissima difficoltà. Ancora una volta il tema torna alla capacità organizzativa. Questi uffici grosso modo hanno mantenuto lo stesso numero di dipendenti amministrativi, hanno mantenuto più o meno la stessa domanda di giustizia, la differenza l'hanno fatta gli uomini e le donne che sono state chiamate a dirigere o a far funzionare quegli uffici. Da questo punto di vista credo che sia in qualche modo anche un riconoscimento di questo processo il fatto che oggi al vertice del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria sia stato chiamato il Presidente della Corte d'Appello di Palermo, a segnare anche il fatto che anche in questa regione ci sono
velocità profondamente diverse. Questa regione è caratterizzata da una peculiarità. Alcuni uffici si trovano nella fascia alta, sono stati eccellenza, pensiamo a Catania nella partenza del processo civile telematico, e altri si trovano nella fascia bassissima. Voi potete meglio di me verificare come le condizioni di contesto sono spesso simili. La criminalità è simile la domanda di giustizia, la litigiosità, sono simili i temi che riguardano le risorse, ma sono diverse le risposte che si sono date nel corso di questi anni e sono diversi i risultati che si sono ottenuti. Da questo punto di vista parlare di edilizia, parlare di informatizzazione, parlare di personale amministrativo è il vero modo di affrontare alcuni dei temi che vengono presentati all'opinione pubblica ancora una volta come semplicemente conseguenza di storture normative. Abbiamo fatto un'analisi recentemente, ci abbiamo preso gusto, delle performance legate alle prescrizioni. Ne emerge che nello stesso paese, con le stesse leggi, spesso anche in questo caso con le stesse condizioni materiali, ci sono uffici che hanno rispetto ai procedimenti sottoposti il 30-40% di prescrizione, uffici che stanno sotto il 2-1%, e non sono anche in questo caso le solite Trento e Bolzano che vengono sempre citate come realtà virtuose, sono spesso uffici del mezzogiorno e uffici di frontiera che però sono in grado di dare una risposta perché nel corso del tempo hanno prodotto elementi di innovazione organizzativa. Certo, una questione fondamentale è quella dell'edilizia. Io devo dire che sono contento di un fatto: noi abbiamo, il sindaco Bianco lo sa, tremato nell'accogliere un'istanza dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, che era quella di farci carico della gestione di questi uffici, perché poteva anche accadere che questo lavoro dopo molto tempo non fossimo più in grado di svolgerlo. Non è andata così, devo ringraziare naturalmente il direttore generale Mungo di questa capacità di far fronte a questa situazione. Non è andata così, ma poteva succedere anche un'altra cosa che non sta succedendo, che questo passaggio fosse una mera trafila burocratica, che si spostassero semplicemente le competenze dai comuni al Ministero, mantenendo grosso modo le cose come stavano. Questo passaggio invece lo stiamo utilizzando per procedere anche a una attualizzazione e una razionalizzazione degli uffici giudiziari. Vorrei sottolineare come Catania non è l'unica realtà nella quale stiamo firmando dei protocolli di questo tipo. Non è stato frutto della lungimiranza del legislatore, se lo dicessi direi una bugia, ma è caduta in modo propizio questa scelta all'indomani della riorganizzazione della geografia giudiziaria. Noi stiamo affrontando il tema appunto dell'edilizia proprio quando si sta in qualche modo stabilizzando l'effetto del passaggio della geografia giudiziaria, e questo ci consente di fare un lavoro che può superare effettivamente degli sprechi, delle diseconomie, dei piccoli scandali anche che possiamo segnalare, perché quel meccanismo che aveva certamente degli effetti positivi, che erano quelli, diciamo così, di una tempestività di intervento che speriamo non sia sacrificata dal passaggio al Ministero, aveva però al suo interno una fortissima distorsione, che era quella che sostanzialmente vedeva il soggetto pagante che non era quello che decideva la spesa, e questo alla fine ha portato a un sistema di deresponsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti. Tant'è che io credo che noi alla fine gestiremo avevamo paura, diciamo così, che la posta di bilancio, che era notevolmente inferiore a quella in capo ai comuni in modo distinto, che quella posta di bilancio non fosse sufficiente. Io credo che forse risparmieremo anche qualcosa rispetto a quello che è stato stanziato in legge di stabilità, perché i risparmi che stiamo realizzando semplicemente facendo una ricognizione della situazione sono risparmi significativi, perché voi capite che
un fitto anche molto alto per un comune che tanto non deve pagare quel fitto è un dato che può anche essere lasciato lì, cioè, con tutte le urgenze che hanno i sindaci, probabilmente quella è l'ultima delle questioni che gli si pone. Per noi la cosa è oggettivamente diversa, quindi oggi noi riusciamo a fare le stesse cose che facevamo prima con meno risorse e anche riuscendo a fare, naturalmente, quando c'è la cooperazione con gli enti locali, come in questo caso con la Regione, anche qualche investimento. E da questo punto di vista io voglio sottolineare come per la prima volta il Ministero della Giustizia, naturalmente impallidiamo rispetto alle cifre che è chiamato a gestire il governatore, il presidente Crocetta, ma noi per la prima volta gestiamo un finanziamento europeo di 100 milioni di euro finalizzato alla realizzazione di sportelli di prossimità e all'implementazione del sistema informatico che abbiamo acquisito partecipando al PON Governance e che è anche questo un elemento di novità per un ministero che non aveva mai gestito fondi europei. È stato sottolineato un tratto che vorrei riprendere. Se devo ricavare una regola aurea, diciamo, del buon andamento degli uffici, dico che la premessa fondamentale, è stato già sottolineato, è la capacità di cooperazione tra tutti i soggetti della